Continua a far crescere la preoccupazione tra i dipendenti della base di Aviano per quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Tutto è iniziato con una lettera inviata da Elon Musk a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa, con cui chiedeva ai dipendenti di fornire un resoconto dettagliato sulle attività svolte nella settimana precedente. Poco dopo è arrivato il blocco delle carte di credito governative utilizzate dai dipendenti civili americani e italiani, limitandone l'uso a un importo simbolico di $1. Poi l'ultimo provvedimento, lo stop alle assunzioni di personale civile italiano. Questo significa che i concorsi già avviati sono stati sospesi, i contratti a termine non verranno rinnovati e i posti lasciati liberi dai pensionamenti non saranno coperti. Noi stiamo seguendo attentamente la situazione in merito alla mail, ma anche soprattutto al blocco delle assunzioni. Ci siamo mossi a livello anche di sindacati nazionali, visto che tutto questo coinvolge tutte le basi d'Italia, quindi da Vicenza, Livorno, Napoli, Catania. Ci siamo mossi all'unisono e adesso ci siamo proprio riuniti da remoto l'altra sera. Abbiamo pensato di fare una grossa richiesta di intervento al governo, che si sieda al tavolo con noi e che un attimino che si vada a vedere quelle che potrebbero essere le problematiche, perché ricordatevi che le basi in Italia danno un indotto spaventoso, quindi non è solo lo stipendio di chi lavora dentro, ma è tutto l'indotto esterno che potrebbe un attimino preoccupare. Ecco perché chiediamo un forte intervento da parte del governo, che deve fare attenzione, deve mettere un attimino l'occhio su questa problematica. Una situazione che sta generando forte incertezza tra i lavoratori, mentre l'amministrazione comunale di Aviano sta monitorando attentamente gli sviluppi per valutare eventuali interventi a tutela del territorio e dei cittadini. In questo momento siamo in una vigile attenzione, no? Non siamo ancora nella fase preoccupazione perché stiamo raccogliendo un po' tutte le informazioni e abbiamo già intavolato un tavolo con le autorità locali per fare un po' il quadro della situazione. Quindi in questo momento la fotografia è questa. Il nostro obiettivo come amministrazione è che in questo percorso naturalmente continui e anche, perché no, si rafforzi il rapporto fra la comunità italiana e la comunità americana, perché è questo che a noi interessa, sia in termini ovviamente di occupazione ma anche di scambio sociale e culturale.